Togliamo il pane e andiamo a guarnire con il nostro pomodoro, poi mettiamo la nostra acciuga a pezzettini, un po' di origano, esclusivamente siciliano ed enebrodi, e un goccino di olio extravergine d'oliva. E il nostro pane è pronto. E oggi pane cunzato qui a Sant'Angelo di Brolo. Buonasera a tutti. Sì, siamo qui nel Piazzale Posta al chiosco bar e facciamo il pane cunzato a Sant'Angelo di Brolo. Come lo prepariamo questo pane cunzato? E vabbè, il classico con acciughe e senza, pomodoro, origano, olio extravergine d'oliva. Il pane di casa ovviamente. Abbiamo cercato di fare più iniziative per rendere vivo Sant'Angelo con un paio di serate. Abbiamo iniziato con la festa del panino con la salsiccia, l'11ª edizione. Poi abbiamo fatto la seratina del panino con la porchetta, la seconda edizione. In più abbiamo inserito la seratina del pane cunzato, cercando di valorizzare le nostre tradizioni e rendere più vivo Sant'Angelo. Abbiamo utilizzato pane casereccio, pomodori caserecci e cercando di utilizzare tutto il più possibile caserecci. In più abbiamo messo una pirottina di olive caserecce con peperoncini e un bel calice di vino locale. E qui stiamo preparando qualcosa di speciale. Sì, panino con la porchetta, pomodoro, patatine, ketchup e maionese. Quindi non solo pane cunzato ma anche panini questa sera. Sì, come no, con pomodori biologici di produzione propria. Ci hanno detto che lei è la regina dei panini, ma perché? Perché sono sempre io a farli qua quando ci sono queste sagre. Il pane cunzato lo possiamo preparare in tanti modi, qual è la tua versione preferita? Pomodoro, olio, sale, semplice ed efficace. E naturalmente lo accompagniamo o con il vino locale oppure con la birra. Ovviamente, il nostro detto è questo. Tutti credono in qualcosa, io credo che mi farò un'altra birra, la vado a fare subito. Abbiamo predisposto anche crepe vari gusti con varie farciture e come snack salato da accompagnare a una birra, un buon bicchiere di vino o 2 popcorn salati. Mettiamo l'impasto per fare le crepe, così. Adesso dobbiamo aspettare circa 2 minuti, 3 che si cuocia e poi la facciamo. Ma tu la crepe la prepari spesso a casa? Sì, la Nutella, classica. Il tuo compito qual è invece? Farcire la crepe, mettere Nutella, granella o i vari topping. Qual è la tua preferita come crepe? Classica, solo con la Nutella. E la nostra crepe è pronta, quindi abbiamo aggiunto anche le nocciole. Le nocciole, la granella di nocciole e anche un po' di zucchero a velo. Cosa ne pensi di questa serata? Speriamo esca bene, so che si divertiranno tutti. Quindi questa è salsiccia locale. Locale. Come è preparata? Sale, spezie e carne. Che carne utilizziamo? Carne di maiale locale. Suino nero. Suino nero, quindi dei nebrodi? Sì, dei nebrodi. Lei si occupa della cottura? Sì. Naturalmente alla brace. Alla brace, sì, alla brace, per come lei vede. Quando si vede che la salsiccia è pronta? Come lei comincia a rossicare è pronta. Lo accompagniamo con un buon bicchiere di vino? Sì, o una birra o un bicchiere di vino.